In un comunicato stampa l'assessore al turismo del comune di Agrigento, Franco Picarella, afferma come la Costa del Mito, il coprifuoco alle 22, è un regalo che si fa a Spagna e Grecia. Le prospettive di ripresa, continua l'assessore al turismo Picarella, della stagione turistica in provincia di Agrigento sono purtroppo mitigate dalle preoccupanti dichiarazioni del governo. Il coprifuoco alle ore 22 infatti favorisce la Spagna e la Grecia, i nostri diretti concorrenti, i quali probabilmente manderanno un regalo a Draghi. Da quando si è saputo della possibilità del prolungamento del coprifuoco fino a luglio si è registrata una frenata nelle prenotazioni. Gli annunci dei governi in una situazione dedicata come questa determinano incertezza, come si può immaginare in una stagione turistica dove non sarà possibile cenare serenamente oppure godere di una passeggiata serale. Come coordinamento dei comuni della fascia costiera invieremo una lettera aperta, continua Picarella, all'ANCI, invitando a prendere una posizione netta nei confronti del governo, sollecitando l'immediata eliminazione della misura del coprifuoco. Intanto l'assessore Picarella ha preso sabato scorso parte a una manifestazione contro le politiche del governo Draghi. Una decisione è quella di ancora perseverare nel coprifuoco nei prossimi mesi, è una decisione che è un annuncio che naturalmente ha messo in grossissima difficoltà tutto il sistema turistico. Già sono pronti materialmente le cancellazioni per le nostre destinazioni per dirottarle verso la Grecia, verso Malta, verso le altre mete turistiche. Quindi una decisione, e questa è una grande attenzione che noi vogliamo dare al tema, perché gli annunci nel mondo del turismo sono quelli che certificano quelli che possono essere poi i flussi turistici che vanno da una destinazione ad un'altra. Quindi il coprifuoco, come possiamo pensare che si possa fare, ci possa essere una stagione turistica, quando la limitazione di poter stare in giro, di poter andare al ristorante, di poter fare le attività che si fanno normalmente quando si esce, quando naturalmente si va in giro per le città, come possiamo pensare che alle 22 le persone poi debbano tornare in albergo alto. Quindi questo significa sicuramente dare una mazzata incredibile a quello che è tutto il sistema, per cui oggi qui anche io personalmente, sia come assessore al turismo e alle attività produttive di Agrigento, ma anche come imprenditore, sono qui insieme ai nostri alleati di governo nella città di Agrigento per dare manforte a quelle che sono e dare voce a quelle che sono le istanze del commercio e delle impartite IVA della nostra città.